lo sto forzando un po' dopo le esaminate di voi di mattina. Non sei abituato. Allora, un via di massaggio arrivasse a far passare tutti mai. Veramente mi fa sembrare i piedi, se no li sparo. Ma il massaggio siccome ci si all'alto e dopo si va sempre più in giù. Senza di smentearmi per strada. Sì, ma grazie, non hai bisogno di massaggio, no? Ma Alessandro, vuoi che me la mattina, Alex? Alessandro va benissimo, grazie. Alex, dimmi, quanti ne hai di te? Lavori, tu studi, tu dimmi. Ho appena finito dell'università di ingegneria meccanica, ma non è facile cercare lavoro in questo momento. Però ogni tanto passano in motor by frost, mi tramita le spese di compleanno, fa intrattenere, mi fa divertire. Che fai tu? C'è che ho preso per lui e sono i giochi di magia. I giochi di magia? C'è che mi piacerebbe fare il tuo assistente, Alex? Fammi stare in noi. Scusa da tuo spari. Beh, veramente i miei giochi sono più semplici, sono fortini, no? E dopo fai tutta una serie di giochetti stracavo. Ma mi incuriosiscono qui. Che fanno tu, sai? Ma di solito sono giochi che si fanno in time force. Oh bene. Io sei sicura che tu chiami sai anche quando ne fanno a me. Vedete, qualche sono sprosso a farsi il gioco delle macchinette. Ah, vedi? Il gioco delle macchine. Ecco, vai a sentare. Si tratta di simulare le guide di una macchina. Sì, esatto. Di solito guidi io la patente. Siete pronte? Prontissime? Me le cinture sarò. Sì? Sei tutta emozionata. Accendiamo. Non va. Tocca spingere, finire il benzina. Tranquilla che lei. Ah, l'ingegnere, c'è simpatico. Via, via. Sì. Veloce. Oh, va bravo, ancora. Sei tu, ma? Quest'estate prendo. Si basta che non dormi tappone di visuale. Mamma Blanco, sono sbrigino, non te burò. Mi piace anche le scurve di montagna. Ah, perché ti sei sbrigno il castore? Tutto zigozzato. E che tante cambio in plastica. Marti, non è ciò che tu pensi, sai? Ah no? E tu ci sai ciò che pensi, no? Stavi facendo già a Paola giù di macchina per fare schifroso il compleanno. Alex? Marti? Mi pare che vuoi che stai si conosci già. Non sai dici che è stata baiando? Oh, chiaro, no. Tu pensi broato male, ma mi conosci tu. Poi sei tu prima, e sei tutto veduto. E allora? E allora muoia. Semplicemente io sai una roba che vuoi che stai vorresti in splenduta. A dopo, questa qui. E sta provando con te l'azione? Sta attenta, Alex. Non ti sbagli di arrabbiare, se mi arrabbi? Veloce, Non mi plascheli, ti sta sempre in to. E se tu ti da sempre guarda? Non sta preoccupati, a me cura, vado a parte. Parlo me. Che no? Fa come? Beh, le situazioni che le conosci, se io li vengo da te, ma ripeto, quindi rimane in conclusione, se no. Non sono preoccupata, ti viene da lasciare bene. Beh no, venga. No, Alex, ti può dare sembiotico. Amina, venga. Ecco, rimasti solo Bernardita. Ma te come squilli, scusa, Bernardita? Bernardina, quindi è sempre il delinquenta. Non lo sai, perché io sono come. No, come sopportato a volte, a venire in claro tutte le situazioni. Alex, ti prego. Alex, tu lo conosci, Salore, che è Lazzarone? Bravo,
parole, se chi dite dei colpi lazzaroni di sicuro non so io. Señor, Señor, dame la fuerza para escuchar estas palabras. Tu sta buona, io mi dico che la Marisa, tu sei stata a menare di perché. Ave María, llena de gracia, Señor. Prega, Barcelos. C'è situazione di Clary? No, alleluia, stava scherzando. No, non stavi scherzando Martina, dai, come io rifinire su. No, Alessandro no. E allora, Bendito il frutto del tuo vientre, bendito. Chi sai che tu lo capisci, ma sbazzare la voce. Il fatto è che io e Martina non si conoscono su ma sono 2 anni che si conoscono, ma sono 2 anni che sono rosini. Señor, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. 2 anni, chi fa c'è? Segundo, visto. Mi hai capito? Non conventa che tu faccia un disegno. E Quindi come vuoi che tu ci sapevi che io e Martina stiamo insieme e che avressimo voglia di sposarsi? Martina, è vero? Sì. Ma è una tua volontà o è anche chi che ti vuole? Si sin conosciuti 2 anni fa all'università e mi sono subito innamorata di lui. E sì, è vero, ho bisogno di sposarsi. È la questione della moglie? Non glielo per strada. Ma è tornato, sai di queste robe? No. E allora nel caso che la Clamini è casata fuori la verità. Sì, ma... E ce lo pensi tu che la chiappi? Ma... E allora non è male, così, ma una volta perduti si sa bene. Me gusta llamarla. Tu, a tua creare, ti sei tu purificata dopo la ramenata. Allora, Ce la tu fa? Ma dove dite la verità? Sì, ma come mai? Mamma, aspetta Martina, dai, aspetta. Non è possibile. Io non sai c'è ancora cosa succede. E perciò proprio che uomo, dopo tanti tempo, mai che quasi ti smetterà. Ti Marte che la più stupidi Saturno, ma hai venuto di scunime che si rie proprio di uomo. Pensate, io non ho mai creduto che mi accaccavi. Ora non so cosa astrologia. Ma ti dopo che qualche giorno si mette a lei in fondo al caffè. A me, che non mi piace neanche il caffè. Sì, ma come? Io ci faccio. Come io ci dico? Perché proprio ti ami. Ciao Adalberto, Minute. o preferisci che ti chiami Agostino come una volta? Ci stai a succedere? Io credo che stia succedendo una cosa meravigliosa. Sì, meraviglioso, sì, ma sconvolgente. Hai paura? Paura di me? Non può dare mai, volete. Ti hai sumiato per un po' di anni dopo che sei in casa. Tu sei la roba mia che mi sei succeduta in te vita. Tu e mie figlie. Io darei la vita per tu altri. E io che pensavi che le scrittrici avevano voglia di menarsi a Merino? Beh, non gliel'ha tanto lontano. Qualche donna deve di ramenare. E così pensa bene di ramenare detto? Sta slagliate, ma donne sgriffignate io. Anche voi non lo capite, è vero? Ti tieni strepate. Tu hai sempre voluto parlare tu. Tu hai sempre deciso tu per lui. Io e Martina, non è libera ci fa lui, se tu lo fai questa cosa. Tu hai sempre schiacquato la nostra libertà. Anche finché su, è stato per noi. E all'inizio mi sembrava un grande stupidaggine, ma dopo mi ha fatto viaggi voi. Finita su, mi ha fatto pensare, mi ha fatto ragionare
che non bisogna dismentearsi dalle persone che una volta ti hanno fatto cambiare la vita. Io ti ho dato dentro con la bottiglia dal vento, come che ti ho detto dal sonno. No, credi tanto e per magari abbiamo anche preserà bevuta in qualità, ma di sicuro non vale menarsi un bucchiato di frenzo. Vabbè. E a chiacchierare, che verrà detto a sé? Che pena che Dio tu non ti vengono gli scalmani? Ah, tu vuoi che ti dispettaglia su Dio? Dicono che in questo albergo non regna né pace né serenità. No hay paz, no hay serenità. E ora sto entrando nel calverdito. No, Agne, nessuna paz. Cagli, scominciate le guerre. Scominciate per Aulis, ma la finire a patas. Beh, non sai come calare a finire, ma chi sul momento è scenduti i crani stapponati. Entra Martina. Martina, ma è dolce sempre tu, no? A centro, ma ne c'è qualcun altro che la vi entrare. Alessandro? Ma non si sente anche voi ne là. Ma sai chi non vedi? Accade un po' che quel giorno mi vengono via il colpo. Tant'è che non so ben lenti grappi gli urelis. Stai calmo, sulla calma e si disverde tutto il glemuccio. Todo il balón de lana. Cacare mattina. Mamma, ho capito che insomma non sei fatte per fare le mie. Forse che ho sei fatte per bere un uomo e per mettere su con me. Oh signor! Comoda anche con la solita sceneggiata. Tutta! Che già tu la sveglia e per tenere di tutti gli urelis. Poi che fini di chiacchierare, poi anch'io ne ero avuto dei libri. Martina, ma sei tu? Dove non state chiacchierare tanti volte di queste robe? Sì, ma non sei mai arrivati alle conclusioni. Che no? O eri tu d'accordo che tu l'avevi sapati quindi? No, mamma, tu eri d'accordo, ma non tu sbagli a ascoltare a me di opinione. Ma sì, Tu sei sempre là detrás per tua strada, senza preoccuparti veramente di ciò che vuole io. ma sicuro? Ma se cosa sai ben io, se che è bene per te? No, mamma, non tu lo sai. Io sono fatta per uno, per sposarmi e per vedere i frus. Ma sicuro, po. E tu sposati, veda il cross, ma poi ti piaceresti il tempo? Io? Tu non fa un tuffo dall'ago prima che ti abbia piedati. Mamma, Alessandro, lei è memoroso, già di 2 anni. No! Berto, ti salto per casetto. Finalmente Martina ha avuto il coraggio di contarti tutte la verità. Se non lo sapevi, lo farei spartire. Non ti salvavi, tu sei organizzato? Piaci voi, verità, piaci voi. Poi c'ero di fatto al capitano che volte, ma tu, lui, non tu avevi voi, capito? Non tu saresti rivale, neanche se ti davi il resto lui. Ma dove faccio che sono riscola per poi arrivare? Io che, non so che lui insisti a obbligare, e obbligare che gli altri ci sta ascoltando. Martina e Alessandro stanno bene insieme. Hanno passato 2 anni spiegata dalle loro storie, finalmente. Ma potranno vivere in serenità il loro lavoro. Ma sta, si preoccupava a fare di pane. No, e ti volevo dire, tu hai sempre saputo che io ero innamorato di un'altra persona. Tu lo sapevi e tu lo hai accettato. Ovviamente tutti penso le convivenze dove parlare le strepie o le parvenze di famiglia. Io però non potrei mai finire di ringraziarti. Ma di che se non fosse stato a te, non avrei mai potuto Martina di qualche iena sube. Il mio mondo aveva niente, non per niente. E plan piano stavi anche dispenderami dal mio vecchio lavoro. Così, tu sei lunga, tu sei fase, svolta, no? Un però Martina gli è cresciuta. Io quasi ne fermo, e ha 22 anni, se sta parlando le assi, e gli è pronta per farsi la sua vita. Non ha poi bisogno di una falsa famiglia. Ma c'è stato un disegno? C'è questo di sì.
che la stupidaggine più grande che tu possa fare, che devi dica su, si disfa della roba più piena che invece tu devi fare adesso. Faccio che vi dica su, e infatti a tale persona che tanti anni fa mi ha rubato il cuore. Questa Alessia, che robe è? Ho intenzione di recuperare dei dignitari, di salute di verità, o vuoi stare con regina? Così trattare bene. El corazón no se comanda. E se poi ti senti disperato, che tu parli la storia di persona, che tu sei sto che tu mi lasci di persona. Ma non sta scomenzando, no, eh? Non la scomenzi, no? Tu mi hai ascoltato, Tom Brody Pausis. Ah, è vero, eh? Sai cosa è vero? Mi sento così, abbandonata, tradita, sopraffatta. Ma mamma, non quasi sentiti così. Io Alessandro